Alessandro Gentili, mi trovo all'interno del Pala Kirkur per farvi trasmettere le emozioni di questa grande partita tra Choli Ariccia e Mirafin. Quasi tutto pronto per la partita, è fischio dell'arbitro. Ora subito il Mirafin in possesso della sfera, recupera il Choli. Palla per Dornelles, ricomincia dalle retrovie, ancora palla per Popa, la conclusione, pronto alla battuta Popa la battuta, palla per Quagliarini, si porta con questo pallone sulla fascia, punta l'avversario, c'è il mezzo numero 15, poi è Popa, la conclusione, ancora Popa, che palla verso il centro, poi cambia fascia, girato di spalle, appoggia il pallone a Lopez, si propone Vitinho, ottiene il pallone, stoppa palla con la suola, poi cambia fascia, tutto dall'altra parte, ancora Vitinho, ultimo uomo, va a girare questo pallone, altissimo in questa partita Vitinho, palla verticale, c'è la copertura da parte della difesa, ora c'è 1 contro 1 col portiere, la conclusione da parte di Guimaraes, trova il gol del 1-0 per il Mirafin. Si appresta la battuta l'estremo difensore delle Mirafin, Lopez, Cicciotti, la copertura della difesa, Teruglia in possesso della sfera, poi si appoggia a Bertolini, ancora Teruglia, finta pallone dell'avversario Teruglia, pallone sul sinistro, la conclusione tocca la rete. Laterale in favore del Choli. Palla per Marino, ora gira il pallone da parte di Bertolini, sulla fascia all'esterno, mette questo pallone in mezzo, la conclusione di Marino trova il gol del 1-1, scuola di casa con Jonathan, poi ancora Versa, scambio tra i due, ora Jonathan avanza con il pallone tra i piedi, si propone Dornelles, la conclusione da parte di Quagliarini, libera il tiro, c'è l'intercetto da parte della difesa delle Mirafin, da riparte Quagliarini, possesso il numero 23, poi Jonathan nelle finte del numero 80, la conclusione, occasionissima ancora per il Choli. Ora Vieira in possesso della sfera, lascia questo pallone a Vitinho porta questa palla sulla fascia, pallone per Mazzaropi, non è riuscito però ad agguantare questo pallone, ora riparte la squadra di casa con Pupe, gira palla per Bertolini, ancora Dornelles, poi c'è Patrick in possesso della sfera, Pupe, la conclusione, occasionissima, conclusione di Popa. Ci sarà un calcio d'angolo, Patrick alla battuta, palla per Bertolini con Patrick, Popa, la conclusione di Popa e il gol da parte del numero 19 del Choli. De Cicco sul punto della battuta per dare il via a questo secondo tempo di partiti. Possesso palla da parte delle Mirafin con Vitinho, Lopez, numero 2 Vieira, la copertura da parte di Quagliarini, poi Popa entra in possesso della sfera, il numero 19 le finte dall'avversario, la conclusione subito pericoloso, il numero 19, ancora Evandro in possesso della sfera, mette questo pallone in mezzo per Cicciotti, ma c'è la copertura della difesa. Vieira, parte il numero 2, Vieira mette palla in mezzo, c'è la copertura da parte di Teruglia, la conclusione da parte di Teruglia che avanza tutto solo e sigla il gol del 3-1 in favore del Choli. Difensore del Choli, poi c'è Popa porta questo pallone con la suola,
sterza il numero 19, riparte da dietro, ancora Popa in possesso della sfera, Dornelles, Popa, Quagliarini, mette questo pallone per Dornelles, ancora Popa, Popa la conclusione da parte del numero 19, da una posizione defilata è riuscito a insaccare il pallone all'interno della porta avversaria. Popa in possesso della sfera, Jonathan cambia fascia per Popa che è libero di avanzare sulla fascia, libera la conclusione, la parata del portiere. Ora ancora avanza De Cicco sulla fascia, un'altra grande parata da parte dell'estremo difensore del Cioni. La battuta di Vieira, alza questo pallone per Vitigno, il numero 12, riparte da Lopez, il capitano, stoppa questo pallone, ancora lo scambio tra i due. Ora Vieira, poi Lopez mette questa palla verticale, ora Jonathan, la conclusione verso la porta, Jonathan sigla il gol delle 5-1 del numero 14, poi De Cicco, ancora Lopez, c'è il pressing avversario da parte di Bertolini, poi il numero 2 Vieira lascia il pallone a Vitigno, di interruzione in favore del Mirafin. Lopez alla battuta, subito battuto questo calcio di punizione, palla per Vitigno e si stoppa, ora mette questo pallone per Lopez libera la conclusione, la parata del portiere del Cioni. Calcio d'angolo in favore del Mirafin, Lopez, Vitigno, palla in mezzo, Cicciotti, De Cicco riesce a siglare il gol del 5-2, il pallone supera la metà campo, ancora Vieira mette questo pallone sulla fascia per Vitigno, la copertura da parte di Teruglia, questa scivolata, Cicciotti alla battuta, Vieira, la conclusione, riesce la copertura da parte della squadra di casa e la conclusione di Bertolini verso la porta, gol del 6-2 dal fondo. Vieira, la conclusione da parte di Dornelles che sigla il gol del 7-2, il numero 15 che poi va a festeggiare con i bambini che sono a bordo campo. Battuta riparte da Argenti, ora c'è il numero 26 Patrick che gira questo pallone sulla fascia per Popa, palla per Marino, lascia scorrere questo pallone, possesso da una parte di Favale, Cicciotti, palla per Lopez, il capitano, ancora Cicciotti che avanza col pallone, poi mette questo pallone per Balucci che gira dalle spalle, si appoggia dietro ancora Cicciotti, Lopez, Cicciotti, la conclusione di Cicciotti, la grande parata da parte dell'estremo difensore del Cioni. E finisce qui la partita, finisce 7-2 in favore del Cioni Aniccia, iniziamo la festa per la scuola di casa. Io intanto vi saluto da Alessandro Gentile, con tutti i ragazzi di Live Sport Academy, e rinnovo l'appuntamento per le prossime partite. Buona giornata e buon calcio a tutti.